Amici bellini, parlano tutti tranne Conte ovviamente, e ci avviciniamo a questa partita con Lecce. Però ci sono anche notizie di mercato, perché si sta parlando insistentemente di Ceballos e ho guardato un pochino di highlights per capire di che giocatore si tratta. Però anche dobbiamo considerare la cosa che avevo accennato, cioè che Juan Jesus potrebbe avere un problema muscolare. Mi veniva in mente l'idea di che si potrebbe anche cambiare modulo. Non credo, perché poi così si fa calcio, si potrebbe fare calcio. Cominciamo. Allora, bentornati, ho aspettato un pochino sempre perché tra un po', appena clicco posta video, usciranno nuove indiscrezioni da parte di Sky, la fanno sempre sul tardi, ma noi non possiamo aspettare. Quindi possiamo fare delle ipotesi, voi potete invece lasciare il like su questo video, se non siete iscritti potete iscrivervi, nel frattempo vi state iscrivendo su Calcio Fluido, vi ringrazio. Abbiamo lanciato i nostri pronostici per questa partita che adesso comincia con Torino-Parma, una partita pum 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 che non si capirà niente, però andiamo avanti. Tra l'altro uno dei pronostici già è saltato perché Vlahovic, a quanto abbiamo capito, non è stato convocato, e qui ci dicono una cosa, mette nel mirino. L'hanno detto di tanti giocatori, non solo dei nostri, che cerchiavano in rosso la data e poi restano a casa. Vabbè, partiamo da questa situazione qua, dove non riusciamo a risolvere il ballottaggio tra Vanic, Savia e Meret. Trevisani ha detto Meret, qualcuno porta Savic in vantaggio. Veramente non è una monetina che si lancia, non è chiaro. Secondo me è più titolare Savic, però vediamo quello che succede. Abbiamo adesso il dubbio Juan Jesus. Il dubbio Juan Jesus si risolve facile con Olivera in campo e Buongiorno in centrale con Olivera a braccetto, non c'è altro. Solo che se Juan Jesus effettivamente non è disponibile, se va in panchina tu dici vabbè, non lo voglio sforzare, lo mando in panchina e se succede un fatto lo butto dentro. Se però non è disponibile, averne solo 3 e nessun'altra soluzione mi porta a pensare anche ad un cambio di modulo, perché almeno ne utilizzi 2, per esempio Buongiorno Beuke, ma a quel punto non utilizzi Olivera qui, ma fai abbassare uno Spinazzola da questa parte, puoi utilizzare un Gutierrez dall'altra, ritornando in una situazione di difesa a 4 che il Napoli non fa da moltissimo tempo. Quello è l'unico dubbio. Vale la pena? Si è studiato? Metti in difficoltà un Alisson che aveva studiato per fare questo nuovo modulo? Si riesce ad organizzare? Certo, con questa formazione è facile pensare, si ricreerebbe, è pazzesco, si ricreerebbe proprio il centrocampo dell'andata. Gilmour, Elmas, Anghissà, Politano si sposta qua, Højlund e Alisson. Si può fare, non è niente di incredibile, però dipende se questa roba si è preparata, se lo vogliono fare, cioè giusto per avere un difensore in panchina qualora dovesse succedere qualcosa. Il resto dei giocatori lo sappiamo, insomma, De Bruyne pronto ad entrare, Giovane, lo stesso Lukaku. Qua al posto di Spinazzola lo vuoi per forza tenere a sinistra, ti puoi giocare solo Mazzocchi, e speriamo di vedere qualche minuto anche per McTominay, magari farà una staffetta con Anghissà. Questo è il momento della gestione, anche perché sì, qualche recupero, ma intanto continuiamo a perderne in continuazione di giocatori che dovrebbero essere abili e arruolabili e non lo sono. Quindi questa è la situazione. Su Lecce io ho parlato in maniera molto specifica un paio di video fa, molti di voi lo hanno visto. Se avete ancora curiosità per poter vivere la partita ancora prima del fischio d'inizio, lì veramente voluto fare un approfondimento serio, perché non esiste proprio perdere con Lecce, non esiste proprio, specialmente nella giornata in cui si affrontano come Roma, e ne approfitterà la Juventus. Quindi noi dobbiamo stare là e continuare a fare. Danno percentuali troppo alte del Napoli in Champions e speriamo di confermarle. Però ci spostiamo per vedere Ceballos, perché ha parlato anche Manna, ho letto delle dichiarazioni di Manna, insomma, dove parla di alcuni rinnovi. Dice su McTominay non c'è tanta fretta, lui non ha chiesto di andare via, quindi non c'è nessun problema. Si è parlato di Højlund, ha usato una doppia negazione, ho dovuto rileggere la frase 300 volte. Abbiamo l'obbligo in caso di Champions, ma non credo che non farà parte della nostra squadra nel caso la Champions non arrivasse. Un macello dialettico per dire ci interessa a prescindere e cercheremo di prenderlo. Poi c'è anche il riscatto di Elmas da tenere presente. È tutta una serie di operazioni che dovrebbero
potrebbero portare anche a svecchiare un po' la rosa. In questo senso, se ci spostiamo su quest'altra situazione, scusate il bianco, scusate troppo. Ezequiel Ceballos, un giocatore di 23 anni, quindi non è utile per le liste, argentino, quindi anche stracomunitario, teniamo presente anche questo. Ho guardato un po' i highlights, ragazzi, dribbling e dribbling. È un giocatore che, volendolo vedere in positivo, ti infiamma, perché è quello là che ti alzi dalla sedia, è quello che non è stato Lang, è quello che in questo momento ci sta facendo vedere Alisson. Più che Alisson mi ricorda un po' più Neres, per il modo in cui accarezza il pallone e come punta gli avversari. C'è un problema però, oltre alla possibilità che sia innamorato del pallone, cioè ho visto molti più dribbling che non passaggi illuminanti, ho visto molti più dribbling che non tiri verso la porta. Sono poche le azioni di Ceballos col Boca Juniors perché purtroppo molti infortuni. Qua vediamo che è attualmente infortunato, c'era una tabella infortuni, mo ve la metto qua, che abbiamo condiviso nel gruppo Telegram. Frattura della tibia, quindi niente di che, perché là è una roba traumatica, quindi non ti deve destare preoccupazioni. Lacerazione del menisco laterale, infortunio al ginocchio, e poi si è fatto anche rottura parziale del legamento crociato, poi problemi alla caviglia, infortuni alla coscia. Insomma, per essere così giovane un po' troppi infortuni, e secondo me per questo il prezzo, come vedete qui, lo porta intorno ai 3 milioni, il Napoli si parla di 9-10 milioni. Pazzesco che si è parlato anche di quanto poco è costato Valverde al Real Madrid, sebbene lo seguissero in tanti, però Valverde aveva quella cosa di forse troppo gracilino alcune grandi squadre. Lo stesso Real Madrid disse no, non ci convincono le visite mediche, e invece poi fa la carriera che sta facendo. E qua secondo me è una mini sfida che il Napoli può raccogliere. Certo, secondo me non ci devi puntare come tuo titolare assoluto, è una scommessa che puoi vincere o no. Se le scommesse non sono da 30 milioni ma sono da 9-10, secondo me è un'operazione che si può fare, perché il talento si vede, il talento è indubbio. Certo, io se devo scegliere vado su Mika Götze, per capirci, su quelli che sono i giocatori e le caratteristiche, che già campionati europei, più giovane, non ti entra in lista, già sta facendo una crescita nell'Ajax. Ecco, se dovessi scegliere un investimento lo farei su quello, perché è già mio pupillo. Però questo qua non dispiace a prima vista, e c'è anche un certo hype sul giocatore. Non so se poi vediamo qua le sue caratteristiche. Sui totali non ci sono grandi exploit, se non in questo caso sui passaggi completati, e soprattutto vedete sui dribbling. Però se andiamo per i 90 minuti, visto che ha giocato poco, per i 90 minuti nella media vedete che sale tutto, perché all'interno dei 90 minuti rispetto agli altri nel totale non abbiamo grandi numeri, però nei 90 minuti, quindi la media è buona anche a livello di assist, di passaggi, di dribbling completati. Se tu ne provi 6 e 3 vanno a segno all'interno di una partita, è un'ottima cosa, perché hai creato superiorità numerica e già non è una cosa scontata. Poi però devi vedere se questa superiorità la sai creare in Argentina, è un conto, crearla in Italia, come abbiamo visto, non è da tutti. Quindi non male, ha parlato anche Romano. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, ultimamente tenderei a citarlo di meno, perché non mi ha fatto impazzire le ultime cose, però nel livello di calciomercato resta una fonte da tenere in considerazione. E quindi lui ha parlato di De Bruyne, dice che non dovrebbero esserci problemi, non c'è niente in pentola che bolle di separazione, cose varie. No, si dovrebbe continuare tranquillamente, ce lo siamo goduti così poco che secondo me meritiamo di avere un altro anno di De Bruyne. Io vorrei vedere il De Bruyne che fa l'impatto di Modric nella nostra squadra, onestamente. Poi permettetemi se glisso per quanto riguarda nuove notizie di centro sportivo a Monteruscel, glisso perché stiamo perdendo tempo da molti anni a dire sempre le stesse cose. Mi fa più piacere sottolineare le parole bellissime di Ghoulam, e io rilancio l'idea, la prospettiva di avere un Ghoulam in società come rappresentazione, e parla benissimo l'italiano, ha un cuore d'oro, apprezza De Laurentiis, che dice anche lui ci ha sempre trattato come dei figli e quindi già ci dovrebbe essere un rapporto ideale. Poi si schiera contro l'acerbismo, lui ha capito cosa significa l'acerbismo, lui pensava l'acerbismo solo per il colore della pelle, no, poi ci fu uno striscione a Bergamo dove disse meglio uno
cugino nero, un cognato nero che non napoletano, e lì capì tutto e si sentì napoletano in prima persona. È eleganza, è grande rappresentanza, secondo me. Mi farebbe veramente piacere averlo in società con qualsiasi ruolo, perché è uno che è uno di noi, veramente. E in passato lui mi rispose anche in privato, è uno che ci tiene ai tifosi, che si è sempre sentito parte di questa squadra nonostante la grande sfortuna. Lo vorrei non lo so se il Napoli è interessato a questo tipo di operazione, però mi farebbe veramente piacere. Insomma, sullo bot, che nella conclusione abbiamo visto che non recupererà, e non ci sono tante altre cose di cui parlare. Se ho dimenticato qualcosa di cruciale me lo scrivete voi nei commenti, lo sapete, io leggo sempre anche quando non ho tempo di rispondere, però un occhio lo lancio sempre e io vi ringrazio per la partecipazione alla discussione. Qualcuno, io posto il video, esce la notizia, voi me la commentate sotto, è giusto che sia così. Quindi da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, godiamoci questa nuova giornata di campionato. Purtroppo credo che la live non mi riuscirò a postarvi un video a caldo post partita, non so come la vedrò perché si avvicina pure la sosta e io durante la sosta ho un mini tour con una mia band e quindi ci stiamo preparando per questo mini tour. Almeno occuperò quei momenti di noia che poi porteranno alla partita dell'Italia, che ci interessa fino a un certo punto, è la curiosità più che altro, però li occuperò con la musica. Magari vi porterò qualche contenuto extra assurdo, irrilevante a livello calcistico, ma di curiosità per la mia community. Vi ho salutato e allora voi lasciate il like.